minte chiazute, ascoltari une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto priviel do franfurlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto priviel do franfurlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma. Ale un vinars da spomis di une giornate chialde dal mese di giugno. Chiara e Daria son contenti sin taltinelli Daria. E son da ora giù a forza 4. Botte sclop, cence motivi e salte l'elettricità in chiase. E in un marilant, dut scu. Chiara? Ma c'è succedi, Al? Chiara? Tu la sei, stu, Chiara? Ma Daria, tu la vuoi tu cosedi? Quietiti, la luce tornerà subito. Chiara? Hai pure dal scoria? Nue pure, respira plank. Daria, con coraggio va a cirì une chiandele e sul suo percorso e vio tal callus. Ma ci sono che dos baluti spiccinini illuminadis. Chiara! Dove vuoi bicchiali? Oh, ma finissile Daria, chiale, alle dove vigli? Quietiti. Come? Us contin une des plui grandi sporis c'alveve Fri. Fri alveve une grande pure dal miedi. Une sere, prima di là a dormì, Fri alveve deciduto di preparare per giuc la cena per i siei pipinoz. Dopo aver mettuto sulla tavola i siei pipinoz, si era mettuta a mangiare con loro. In che gnot, a un certo punto, ui, c'è dolors. Fri al voleva clamare subito il suo amico Ulli, ma al sapeva che se gli al diseve Ulli al sare svolat via lì di Daria e Chiara avvisalis che Fri al stava male. Lor lo varesi inquartato subito dal miedi, ma lui aveva masse pore di lui. Botte sclop, la sua panza gli faceva sempre più male e aveva scominciato a vio di tutto colorato davanti ai voi e tanti slusutis. Il chiaffi girava e boom! Agli era colato partiere in svanimento. Dopo qualche ore Fri si era svegliato fuori, ma chi all'ansiator aveva veduto che si chiatava in un puesto strani. Non arrivava a capire che gli era finito. Tutto in un momento si era vierte une porte e gli era arrivate une fantate che somigliava di une fade de neve, per via che gli era tutte vestute di blanco. E aveva due voi dolci e lo chialava con muse di ridi. Ma oves di sapere che non era une fade, ma ben une simpatiche dottoresse che svicinansi a Fri lo aveva tocchiato con delicatezza sulla panza. Gli aveva fatto qualche massagiut, une chiarecce sul chiavut. Gli aveva dato une medicine e gli aveva raccomandato di stare al chialt e di bevi camomile. Insomma, Fri alle guariti in poco tempo e dopodiché alla capito che i dottori non sono per noi tristi e che quando si sta male è importante farsi aiutare di loro. Massime essa son biei come fadis. Ulli, c'è gusto di ti così contento dal giardino di mamma. E c'è biel di ti svoletà di qua e di là con gli spaveis e con gli sas. Si vede cose stanta mis. Botte sclop, arriva un brutto insetto neri con vocciatis intorno d'aria. Un ragno.
E come cosa ves? Daria, e c'è tante pore dai Reins. E come sempre, e stiampe vie zigan come une mate. Chiara, e chiale la sene. E rid che mai vi udin le accori di qua e di là. E i dis. Oh, possibile che tu vedi sempre pore di tu, Daria. Alle dome un piccolo insetto, vuoi tu che ti fasi? Prova a pensare a c'è pore che può sveluita il bioditi così grande. Oh, insomma, tu non ne vorrei esagerare. Chiara, io dammi una piccola besteuta. C'è vuoi sto calzedi? Insomma, sfruz, con queste puntate ho capito che tutti ho pore di alc. E ho di sapere che la pore è un'emozione che funziona come una voce dentro di noi, che nos dice di stare attenti e nos permette in queste maniere di evitare i pericoli. Così ho potuto inviare anche una mia preziose che nos aiuta a evitare di fare o di dire robis che nos può dare infamare. Ma queste pore diventa un tic-tac a dice e può essere impedinus di gioldi di robis bielis e utilis. Cui che la pore de saavs o da insetti, cui che la pore dal scur, cui dai puesti eras, fintre mai la pore di noiesi amars. Lis poris son tantis. Ducchi han lis lor poris. Il nostri consigli è che il di vivi ogni dì senza farsi chiappà di ansis inutilis. Ducchi ostacoli si pueden superare e lis poris si pueden vincilis. Dal sicur mi fa spatia fuerte il cur, o sui pali de un evore, quanco hai tante pore, egli è grande dal sicur, mi fa spatia fuerte il cur, le han fruzze genitors, le han anche i giuadors, le han anche gli avvocats, le ansioris e fantas, le han fruzze genitors, le han anche giuadors, le han anche gli avvocats, le ansioris e fantas. Sui su peschene, 1, 2, 3, una magia, ve la pore schiampe vie, grande come une balene, ti fa sui su peschene, 1, 2, 3, una magia, ve la pore schiampe vie. Fasin un gioco. Vi udin se si visais quali caierin gli sporis che ha avuto Daria di lung la pontade. 1. Pore dal scur.
2. Pore dai Reins. 3. Pore de Fantasimis. 4. Pore dagli Ascensors. Gli sporis che ha avudis d'aria di lung la pontade a son stadis la numero 1, ven a stai la pore dal scur, e la numero 2, o ben la pore dai Reins. Vi udin comò se si visais di cui che alveve pore fri. O ves 5 seconds parchiata fur cui che i fa spore al nostri amici. Fri, alveve pore de dottoresse, le vevis occhiatade. Bras! Il picciul princip, egli è une de soparis mestris de letterature mondial, un dai libris plui voltats, e cumò si luciate anche in grafie ufficial furlane. In gracis dall'intervent de Arlef, l'editor nota alla aggiuntata al libri anche la versione sonore. Tai 2 CD si può ascoltare la opera interie, lette di Andrea Zuccolo, col comment musical di Vittorio Vella, o podè stiatà la pubblicazione in tutis lis libraries dal Friul e sul sito www.nota.it. Il picciul princip al viaggio in tal spazi e in ogni planet cal visite al chiate personis differentis, tanti spicciuli stories che lo mettin a confront col mond dai granchi. I granchi non capissin nue di bessoi e i frutin si stufin di sta lì sempre a di e torna a di. Visitant ogni planet, dall'asteroid 325 al 330, il picciul princip al va vie cu l'idee che i granchi a sedin un'evore stramps. Tal second planet, all'area sta un brauros. Ve chi che arriva un che mi rimirarà. Al vosà di lontan il brauros, subit che al viodè il picciul princip. Parvie che, pai brauros, che gli altri soms a son int che rimire. Buondì, dissale il picciul princip. Ho visto un chiappiel strani. Ale par saludà, e rispondè il brauros. Ale par saludà quanche mi plausin. Per disgrazie, non passa mai nessun per chi. Ah sì? Dissale il picciul princip che non capì. Bat li mans une con l'altre. Al consea allora il brauros. Il picciul princip al batté li mans une con l'altre. Il brauros al saludà con misure, alciando appena il chiappiel. Quest'ale è un divertiment più grand che non l'ha chiatà il re, dissal tra di sé il picciul princip. E al cominciare di nuovo a batti li mans une con l'altre. Il brauros al tornà a saludà alciando il chiappiel. Dopo 5 minuti di provis, il picciul princip si stufà di quel gioco, sempre compagni. E par che il chiappiel al coli partiere? Al domandà. Ce si varessi al di fa? Ma il brauros non lo sentì. Il brauros a sentì in dome i compliments. Mi sto par da bon tant? I domandà al picciul princip. Ce vuoi al di rimirà? Rimirà vuol dire cognossi che io sono l'uomo più biel, più ben vistut, più signore e più intelligente al pianeta. Ma tu sei sbessol sul tuo pianeta. Fasimi che splasè. Rimiri mi stes. Ti rimiri, dissale il picciul princip, alcian su un tic li spalis. Ma c'è poi al giovati. E il picciul princip alle vie. E intant che alleve, fra di sé al di sé dome, i granchia son propri un grump stramps. Il pari di Pierutti disse a Sofì: Pierut, i rapinadores non sanno rubare la macchina. E Pierut, pacific, non sta preoccupati, pai. Mi sono segnate la targhe.
Saveso qual calè il colm per un mure d'or? Vapore dal cimento armato. Mandi, figli. Sas tu, io ho imparato a chiavarmi tanti spori. Per esempio, ho imparato che la miglior soluzione per affrontare la paura dal scuro è di respirare forte per quietarmi prima di chiattare un pile o une candele. Hai anche imparato che i miei non sono mica tristi o pericolosi come che tutti pensi. Non suelen bene e i tengono anche dome in nostra salute. Hai tu capito, figli? Sì, i tengono in nostra salute sia i dottori sia i veterinari. E hai anche imparato a non più imporre dai grains e dai sputiesis. Oh, mi pare che non sei di bere. Non hai anche mai imparato. Mamma, no! Mandi, Fruz. Come stai? Io sto bene, anche se, per dire la verità, sono un po' malinconica per via che è l'ultima puntata di mamma prima del polso per vacanze estivi. So se avessi troppo non smanchiaresi. Bene, stanco sai che anche Chiara, Fri e Ullia sono avvilis per questo, hai deciso di fare una bella sorpresa. Io ho invitato al cinema per via di un bel film e loro credono di via di giusto un film come un altro. Invece ti ho fatto in maniera di proiettare in sala tutti i più bei momenti passati insieme con loro in questa terza edizione di Mamma. Volevo venire con noi? Sì? Come sì che sei contenta? Mandi Daria, Mandi Chiara. Friuli, arrivi con me. C'è bella idea che tu hai avuto. Sono un'evora emozionata. Ieri un grunditin che non levi al cine. Avevi proprio di bisogno di straviarmi un po'. Friuli, ben arrivati. Come così, dopo puoi rientrare. Hai già comprato i biglietti. Supo che tacca la proiezione. Anin. Chiara Samis, prima di salutarsi per vacanze estivi, o volevi ricordare con voi altri se coi frus di chiesa i momenti bei passati insieme che stanno dal bosco di mamma. Ho cominciato con una bellissime sorprese per me e per Chiara. Ti pensi, stu Chiara, c'è tante emozionati scoglieri, anche con una simpatica chiaccia al tesauro, la Befana non sa fattiatà di regal, i nostri due news amis Fri e Ulli. C'è chionde. So testue. Grandi, grues, simpaticons, matarans e un po' bricons. E si pensais o amis des nostri battaglie per difendere la natura e il bosco di mamma.
per non fevelà di che volte che mi vessi aiutare a capire come avevi di sta attente a ciò che mangiavi. Non potevi mica continuare a esagerare con gli sporcaris. Ed in che volte tu hai capito anche che fa movimento alle par da buon importante per sta bene e per cresci sans. Ma non credo di essermi mai divertita così tanto come in che di che io, Fri e Ulli, ho deciduto di organizzare un bel scherzo, Chiara. Mi visi benonce muse che tu hai fatto quando sei arrivata coi desi in tal naso, quando hai cominciato a fare fruccioni sulla tavola, o quando mi sono sofflata il naso parfente te tutta vai, o quando che hai fin o hai fatto fente di molà una puccia doprando un così di che hai fatto di queste. Lo sai che ho esagerato un ticchinin, ma a Carneval ogni scherza. Sì, lo sai, ma prima o dopo tu vedrai già che ti combinerai. E ti pensi, sto Chiara, di che volte che ho vinchiatati in te soffitte in estris diaris di quando eri piccininis? C'eri dadis, non avresti mai creduto di scuviergi che tu, quando tu eri su une fruttine, tu desideravi diventare una ballerina di danze classiche. E non mi ricordavi che avresti voluto diventare una giardiniere. Una giardiniere, proprio te io. Ci ridi. E c'è avventure quando vin viaggiato con l'avion. Tu ieri si inrabbiate con me perché avevi messo de masse e robe tal bagaglio a mano. O hai scognuto di svedalo all'aeroporto prima di imbarchiami. E anche se lo avevi disvedato, al pesava i stessi. Però c'è bielca l'estate, potete chialare noi dall'alto al cielo. È vero, Chiara? E il viaggio che hai fatto con l'autobus? Oh, c'è figuri quando hai fatto arrabbiare l'autista. Tu sapevi mica che non si ha di fevelare quando lui del miec. E non potevi fare di manco di riguardare le avventure fantastiche che vengono vivute quando sei diventata la protagonista de Flabe ieri da ora lei. Ti visi tu che mi sono buttata tal libri e tu hai scognuto venire a salvarmi dal crotto? C'eri dadis, invece quando che Fri e Ulli non sanno fare di interpreti con gli bestis, de smassaris d'ogni di chiese me. Al pareve che in che di dutis si fossero dati appuntamento sotto dal barcone de me chiamare, là che io e te, Chiara, o stavi in cirin di studiare. Ben, amis, us avevi detto che us varesti portare a via di un film al cine. O sai che non è un film vero, ma per me è la più bella maniera per salutarvi prima delle vacanze estive e per ricordarvi che ogni momento con voi altri è un momento prezioso per me. Grazie per le vostre amicizie. Arrivederci in ottobre. Mamma. Grazie, Daria. Grazie, amis. Grazie, Frutz. Buenas vacances. Si vede in ottobre. Mamma. Come la scuola è finita e in vacanze
tutti, se di al mar o se di mort, facil brav mi raccomandi, in Friul o a Tor Palmont, ti saluti mandi, mandi. Se di al mar o se di mort, facil brav mi raccomandi, in Friul o a Tor Palmont, ti saluti mandi, mandi. Fazendo un gioco. Vi dico, se siete buoni di indovinare, troppi steli marini che sono in questa immagine. O varese 10 secondi a disposizione. Siete pronti? Allora, via! Gli steli marini in questa immagine a ieri in vot. Li svevi occhiatadis? Bras! Il Picciul Princip è una de soparis mestris de letterature mondiali, un dai libris più voltati, e come si lucchiate anche in grafie ufficiali furlane. In gracis dall'intervento de Arlef, l'editor nota ha aggiuntata al libri anche la versione sonore. Tai 2 CD si può ascoltare l'opera interie, lette di Andrea Zuccolo, col commento musicale di Vittorio Vella, o potete schiattare la pubblicazione in tutte le librerie dal Friul e sul sito www.nota.it. Il Picciul Princip al viaggio in tal spazi e in ogni pianeta che visite alchiate persone differenti, tanti spicciuli stories che lo mettono a confronto col mondo dai granchi. I granchi non capiscono nulla di Bessoi e i fruttini si stufano di sta lì sempre a dì e tornare a dì. Visitando ogni pianeta, dall'asteroide 325 al 330, il Picciul Princip alva via con l'idea che i granchi assedino un'evore stramps. In tal planet più in là, aliere sta un chiochele. Culi la soste e fo un grum curte, ma e fase avvilì un evore il Picciul Princip. Ce fas tu? Disse al chiochele, che aliere poi ha accidin denan di unerie di butigli svaidis e di un'altre di butigli splenis. O bef, arrisponde il chiochele, contuneande di funeral. Perché bevis tu? I domandai il Picciul Princip. Par dismentea. Al rispondè il chiochele. Par dismentea c'è. Al volè sapere il Picciul Princip che già lo compative. Par dismentea che ho hai vergogne. Al confessai il chiochele sbassante il chiav. Vergogne di c'è? Al domandai il Picciul Princip che al voleva dai una man. Vergogne di bevi. Al finì di dì il chiochele che poi non fevela plui. E il Picciul Princip alle vie sore pinsir. I granchia son par da bon tant, ma tant stramps, al diseve fra di sé, di lunghi il viaggio.
il fradi di Pierut. Vi ho detto lo saltuccia su e io i domande, ma perché ti agiti tu come mat? E Pierut, lei che hai bevuto il siroppettos e mi sono dismenteata di schiassare la bottiglia. Un frutti di un suo amico. Sas tu, a me mari, i plastan fevelà che stan in splage e ha chiappato un colpo di sorelli sulla lenghe. Seso boins di fevelà par furlan. Inviate un vostri video, indulà che nos mandais un pinsir, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegno lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure ai direzioni di poste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefono al vatignut in orizzontale e non in verticale. Figli, ma anche tu sei stabilito, no? Mo? Lo sai bene. Uè, è stata l'ultima puntata di mamma prima di polse per vacanze estivi. C'è molto fasarino, io, Chiara, Fri, Ulli e te, senza i frutti per 2 mesi. C'è molto? C'è dici tu? Come che tu mal fai pensare? E è vero. Le vacanze estive si passano in Tunland. Sono un momento fatto di giochi con gli amici o in famiglia. Sono anche un momento di polse e magari anche di giti al mare o in monte. Sono anche un momento per poter polsare, proprio per il fatto che tu ti divertissi, passi anche una sete. Sì, non si farebbe non ad occhio, un po' polsare. Ad occhio? Forché a te. Tu sei sempre che tu dormi o che tu sossedi. Sì, va bene. Ti porterai stessa al mare. Mamma, buonis vacances fruits. Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in vecchie azzurre, ascolteremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così. Tot plujendo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan,